Beh, la latteria di Soligo da sempre cerca prodotti di qualità, prodotti sani. Credo che oggi con l'Udinese Calcio, specialmente qui giovani, sullo sport, sia la cosa che noi dobbiamo investire per il prossimo futuro. Prodotti di alta qualità, ma prodotti naturalmente di sostenibilità, perché è la cosa che vogliamo portare avanti per i giovani, portare avanti per il futuro. Noi vogliamo che la latteria Soligo del 1883 sia ancora protagonista nel prossimo futuro per i giovani. È per questo che noi abbiamo fatto questa partnership con l'Udinese, perché ci crediamo nell'Udinese, sul lavoro che sta facendo, specialmente perché è un buon vivaio di giovani. La prima volta che sono venuto ad incontrare il Presidente e tutto lo staff suo, circa 4 mesi fa, la prima cosa che mi ha dato proprio l'input è stato di una grande famiglia unita per bene, molto umili tutti quanti. Ed è proprio come Udinese Calcio. Udinese Calcio è una famiglia dove ci sono naturalmente dei ruoli, ma sono tutte persone per bene che hanno dei compiti diversi. Ecco, la Latteria Soligo è una realtà molto familiare, ma con una professionalità pazzesca, e quindi la partnership era praticamente semplice e facile da fare, perché tra due famiglie per bene si trova un punto di incontro. Sì, sai, io credo una cosa, che mangiare sano, a prescindere dal lavoro che poi farà un bambino da grande, è chiaro che nel mondo del calcio l'alimentazione è importantissima, tant'è vero che quest'anno con il progetto Academy, che vede la formazione dei tecnici delle nostre affiliate come punto di forza del progetto, è chiaro che mangiare per un atleta è fondamentale, però ecco, quello che abbiamo cercato quest'anno di trasmettere a tutti i tecnici è proprio il fatto che il mangiare sano fa parte della crescita di un uomo, a prescindere, ripeto, da quello che poi da grande farà. Mangiare sano è fondamentale e va fatto capire a questi ragazzini, purtroppo ai nostri ragazzi, ai ragazzini, miei figli anche, che è importante, perché si sta andando verso un periodo un po' particolare, dove magari qualcuno mangia le barrette o preferisce non mangiare o mangia male perché